Lotti, allenatore dello Schio a volley, campione regionale Under 13, i ragazzi sono dietro di te, che partita è stata quella contro Treviso in finale? Una partita fantastica, ricca di emozioni, abbiamo giocato decisamente bene, forse è stata la migliore partita di tutta quanta la stagione. Voglio fare sentiti complimenti a tutti quanti i ragazzi, dal primo all'ultimo, di quelli che giocheranno oggi, grande partita. Che cosa significa questa vittoria per Schio? Lo Schio è un grande risultato, ma non solo per quanto riguarda la categoria di questi giovani, ma questa è una ciliegina sulla torta che va a incoronare una grandissima stagione con due finali nazionali conquistate, che sono in Under 13, tra 3 e Under 15, che è tuttora a Catania, una semifinale regionale in Under 17 e comunque una più buona finale provinciale dell'Under 14. Quindi questa è sicuramente una bella ciliegina sulla torta. A questi ragazzi che sono il tuo gruppo, cosa vuoi dire adesso? No, devo fare i complimenti a tutti quanti e devo sicuramente dargli un consiglio, che se riusciranno a mantenere l'umiltà che hanno dimostrato in quest'anno, gli allenamenti e di tutto, sicuramente potranno togliersi più di qualche soddisfazione anche nelle prossime stagioni. E adesso l'ultima fatica all'interregionale? Adesso l'ultima fatica all'interregionale, siamo pronti, carichi e quindi noi ci siamo e andremo là sicuramente per partecipare, ma proveremo anche a vincere. E allora complimenti a Schio, alla volley Schio, bravi ragazzi!